c'è la seconda parte, c'è la seconda parte di Sondazzo con i G. No, davvero sì, davvero. E allora prendiamo subito la palla al balzo, non devo spiegare niente, perché qui si va a ruota libera, quindi il che c'è, voglio dire, no? Il che c'è, il che si fa, il che viene fuori, il che resta dentro, è evidente, no? Vediamo un po', così cosa mi suggeriscono le persone che io chiamerò, sì, vediamo un po'. No, qualsiasi cosa va bene, l'importante è che ci siano delle voci, queste voci, mi suggeriscono di dire una cosa, di fare una voce piuttosto che un'altra. Naturalmente se non c'è nessuna voce, questo mi suggerisce di riempire il vuoto dell'assenza con la mia di voce, e basta, ma qui effettivamente non c'è. È per questo che vado a fare un altro numero, perché tanto ce ne sono così tanti. Mamma mia, quante ce ne sono, quanta gente c'ha il telefono, o quanta gente lascia il telefono, oddio mio, che tu mi dici. Ora vediamo un pochino, è un bel nome questo qui, però temo che sia morto. Certi nomi, non lo so, a volte sì. Pronto? Ma... Pronto? C'è Vilmaro? No, ho sbagliato numero. No, come ho sbagliato? Però tu dici sbagliato, è sbagliato. Sì. Che sei un bambino o una bambina? Io sono una femmina. Ah, sei una femmina, quanti anni hai? Arrivederci. Oh, sono mio pedofilo, Oh, ma che lo so io? Ora, adesso gli hanno inculcato tanto ai bambini, di non rispondere, di non dire, gli sconosciuti, per sapere, no, Vilmaro, evidentemente, ci ha sbagliato, che ti devo dire, ma sarà anche. Proviamo da qualche altra parte, ma che lo so io. Ma magari questa era una femmina di 25 anni con la voce da bambina. E allora, ma pronto? Sì? Ma Pierluigi? Sì? Sì, lo so, sì, ma viene al telefono o no? Perché è un pezzo che lo sto cercando. Ma io glielo faccio, Me lo passi, grazie. Marti. Ma, è vero? C'è uno incavolato adesso. Sta incavolato, Sì, pronto? Pierluigi? Sì? Pronto? Io sono di molto incavolato con te, sai? No, io... Sì, no, come no? No, abbia pazienza, io non lo conosco. Io ti conosco, però invece ti conosco e io... No, scusi, No. Mi scusi un attimo. Non ci si dava del tu, Pierluigi. No, io sono Massimo. Sì, ma lo so benissimo. Mi fa parlare per cortesia. Ma parli sempre te, parla. No, parla. abbia pazienza. Parla. Dunque, lei sta sbagliando. No, col io mio non sto omonimo. Qua no, non c'è nessun omonimo, io ho fatto questo numero. Non c'è nessun omonimo, sull'elenco ci sei solo te con questo numero. No, ascolti, allora, io non sono rappresentante, non sono il rappresentante, capito? Ma io non cerco mio rappresentante. E chi cerca lei? Io cerco te, proprio te. Ma chi? Te. Ma lei si presenti. Allora, 3 ore sto parlando e non c'è tempo e parli sempre te. Quanto parli, madonna buona? Caro Pierluigi, allora, io sono, va bene? Il tabaccaio. Piacere di conoscerlo, io non lo conosco. No. Il tabaccaio, quando te venissi a comprare le sigarette, allungasti la mano e prendesti il chewing gum e te lo mettesti in tasca senza pagare. Ma chi? Te. Ora ma quale tabaccaio è? Quale tabaccaio? Quale tabaccaio? Ora vai sempre, dove vai sempre? Io guardi, io sto qui in San Prospero. Infatti, benissimo, appunto. Sono il tabaccaio di qui. Allora, di San Prospero? Sì, certo. Allora, come la si mette qui? Io t'hanno visto. Ma chi? Pierluigi, altri avventori avvenivano, erano lì che avvenivano gli avventori e t'hanno visto. No, lei una persona della tua età. Calunniando. Una persona della tua età che si mette in tasca il chewing gum. Allora guardi, il qui del tabaccaio. Il cincingume, no. Accanto alla Rai? Sì, porca miseria, naturalmente, bravo. Ah sì? Sì, Allora domanda a suo figliolo che gliele fa sempre vedere.
Cosa gli fa vedere al mio figliolo? Quando compro Cosa le gli fa vedere al mio sigarette. figliolo? Cosa gli fa vedere al mio figliolo? Che quando compro il swing e le sigarette le metto lì sul banco. Ah, vede che lo prende il chewing, lo vede che il chewing lo piglia? Allora guardi, io aspetta, però, non c'è bisogno di metterselo in tasca, via, su, ma via. benedetto il Signore, ma stia a sentire, Sì. A me mi sembra essere una persona onesta. D'accordo? Come dice, tanto gentile e tanto onesta pare, sembra, no. Ma io per me una persona onesta fino a prova incontraria, sì. Per me una persona è onesta, no? Però quando uno mi dice, guarda, quel Pierluigi là si è messo in tasca i cincingumme, lei ora mi sta calunniando e mi dà dell'altro. Ma io, un bambino? no, per carità di Dio. Allora, ti volevo dire che te, Terry, dimenticato di pagare. Ascolti, Terry solo dimenticato. E si chiarisce per bene. Si chiarisce. Allora, ti volevo dire che Terry dimenticato di pagare. Io non metto in dubbio, perché una persona della tua età si approfitta di un cinciringumme, no? Allora praticamente ti eri dimenticato di pagare. Però sai, prima di far stare male uno dice, ma telefoniamo, vediamo un pochino. Ora io capisco che lei aggredisce le persone. Io aggredisco le persone, sì, perché vengo aggredito a mia volta. Ma io francamente me ne infischio. la mano sul fuoco, che io non ho preso niente. Vabbè, si fa così, quando vengo, io accendo l'accendino, quando vieni, accendo l'accendino, te ci metti la mano sopra, sono tutti bruci. E si chiarisce la faccenda. La faccenda, perché questa faccenda va chiarita, col ciringumme, cioè praticamente, non è una cosa di valore, voglio dire, uno magari, è cleppetomane, e allora, capito, No, lei mi sta offendendo, caro signore. Ma cleppetomania è una malattia. Lei, non io. Come ha detto io cleppetomane? Io, il tabaccaio. Ora stasera, che lì alla FAI. Io ci sto, ci sono sempre, io e mio figliolo e tutti quanti. Stasera, oggi pomeriggio vengo. Io però metto la gabbietta e cinciringumme, no, ci metto la gabbietta. Lei è un gran maleducato. Ma come si permette? Pronto? O come si permette? Pronto? O come si permette? Pronto? O come si permette? Signore? O come si permette? 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 Ma bloccato. No, non mi piace la voce del figliolo, è troppo compitino, pronto. Invece la voce dell'uomo, che poi non so come io abbia fatto a immaginare che quest'uomo, cioè, mi è venuto il lampo di genio, intuizione, che questo non solo comprava le sigarette, ma anche il chewing gum, capito? Ma un uomo della sua età, magari con quella vociona, uno non pensa che compri il chewing gum, invece lo compra, e in questo caso ho proprio centrato l'obiettivo. Facciamo un altro numero, indubbiamente. A volte ho delle intuizioni e mi spavento io stesso, perché dico, ma intuissi i 6 numeri del super anolotto? Perché anolotto? Sì, perché chi vince c'ha un ano, sì, Numero da lei selezionato. No, non rompere i coglioni. Zitta, fammi riprendere il numero da lei selezionato, non lo voglio sapere, va bene? Cosa dovevi dirmi? Non lo voglio sapere, chiaro? Oh, ma che gente c'è nel mondo. Pronto? Pronto, signora? Sì? Buongiorno. Chi è che parla? Sono il signor Chewingham. Sì. Senta, vuoi parlare con la signorina Morosita? Ma cosa vuoi? Queste persone non sanno nemmeno loro cosa rispondere, non hanno un briciolo di, come dire, spirito, no? Per in qualche modo, per dire, dare una risposta spiritosa, fare una risata, ma per carità di Dio, con tutte le disgrazie c'è nel mondo, vero? Andiamo avanti, facciamo un'altra. Ok. Oh, sì. Pronto? Pronto?
Buongiorno. Buongiorno. Signora? Sì? C'è il signor Stefano? No, chi è? Sono un suo amico. Devo parlare con lui. Ma qui ha sbagliato numero, eh? Non c'è nessun Stefano? No. Ma guardi, è strano, perché prima ho chiamato Pierluigi e c'era. E invece qui Stefano non c'è? Ma chi è? Sono il signor Strasciconi. Devo parlare con Stefano urgentemente. Ma Stefano abitava lì prima, com'è? Probabilmente sì, adesso qua non abita più nessuno. Suo marito non si chiama Stefano, No. Casomai la vedesse Stefano, a fare il signor Strasciconi, Va bene. Va bene? Va bene con la E chiusa, va bene? Sì. Sì, va bene così o va bene? Cioè non va né bene né bene, va bene. Ma scusi, ma lei chi è? Il pene, sono il signor Strasciconi. E devo parlare con Stefano, se non c'è Stefano, il suo marito come si chiama? Scusi? Signora? Signora? Perché non dà seguito a questa mia richiesta? Ma mi sembra una telefonata, una presa in giro, mi sembra. No, piuttosto. guardi, io glielo posso assicurare, non è affatto una presa in giro, è una presa di culo. Ecco, arrivederci. Arrivederci. Mi strascico più in là. Come ci rimangono male, quando vi dico che non è una presa di culo. Oh mio Dio, ma perché? Perché Gesù, perché mi hai fatto così intelligente? Vabbè, pronto, vorrei parlare con Katia. No, ha sbagliato il numero. Ma allora ditemelo che avete cambiato il numero, che il nome c'è sull'elenco, no? Io c'ho l'elenco 1997-98. Lei da quanto tempo abita lì? Da un anno circa. Da un anno circa, ecco, quindi prima c'era la Katia lì. No, non lo so. Lei è uno studente? No. No, pensavo fosse uno studentello. No. Non è uno studentello? È un terroncello però. Ride anche male, però ride, almeno ride. Senta, è un terroncello? Sì. Di dov'è originario? Mi dica. No, ma lei chi è? Che potrebbe vincere un premio, mi dica. No, Mi dica che le conviene. Mi dica chi è lei. Mi dica, ma appunto, te lo dico dopo, di che città è originario? Io sono della Sardegna. Della Sardegna, nord, sud, che zona? No, nel centro, Pattada si chiama il mio paese. Com'è? Pattada, provincia di Pattada. Sassari. Provincia di Cagliari, Sassari, Pattada. Pattada. Sì, non lo conosco. Senta, io sono il signor Nuraghe. Bene, mi dica. Sì. No, le volevo dire, l'altro giorno mi trovavo a Barumini, no? Ecco. Anche io sono stato proprio l'altro giorno, guarda un po'. L'altro giorno lei era a Barumini? Non l'altro giorno, una ventina di giorni fa. Ecco, no, perché ecco perché l'ho chiamata, no? Perché io, aggirandomi tra quel bellissimo nuraghe, con tutte le abitazioni nuragiche che ci sono intorno, no? Sì. Ho trovato una cosa che credo, insomma, abbia perso lei, per questo, cioè ho trovato un oggetto, diciamo, di valore, però dentro c'era anche un bigliettino con questo numero telefonico. Guardando io sull'elenco ho trovato Katia, no? Però voglio dire, anche se non è Katia, il numero è questo. Ecco, lei ha perso qualcosa di valore? No, non ho perso niente. Sicuro? Sì. No, guardi, è bello, è una cosa di valore, però... Sì, ma se ho Katia niente. No, io sono risalito al numero e mi danno ancora Katia, non so perché, ma il fatto è che è lei, che essendo stato a Barumini... Sì, esatto, io sono stato... A Sunuragi? No, lei è sì, stato... Sunuragi. Sì. E io siccome torno adesso di là, io non sono sardo, ma sono stato così, ecco, ho trovato questo oggetto, c'era questo numero telefonico senza nome. Sì. Non sapevo, io ho provato a fare questo numero, c'era anche il prefisso, per cui è chiaro Non che lo so, io... è questo numero. non Cioè, so, lei mi dica la verità. Non ci risulta di aver perso nulla, insomma, perché siamo stati anche con degli amici. Eravate diversi amici? Eravamo, sì, la mia famiglia con un'altra famiglia di amici. Sì, ma eravate in visita oppure così? Sì, siamo stati a vedere questo bellissimo posto. Non c'era mai stato prima? No, mai prima. È molto bello, no? Sì, Ma c'è stata la visita guidata, immagino. Sì,
è obbligatoria peraltro. Sì, c'era quel signore sardo, Morettino, che diceva che i sardi non erano bassi ma erano alti, cioè faceva questa piccola... ha fatto questo discorso anche a me. No, volevo dire, in realtà ho trovato questa scatolina, dentro c'è un pezzo, insomma, di un certo valore. Io non voglio appropriarmene, capito? Se c'era questo numero probabilmente è suo. Non lo so, noi non abbiamo perso nulla. Posso chiedere a mia moglie, insomma, se... non so perché può chiedere... Aspetti un attimo. Sì, grazie. No, voglio dire, ma io vado avanti a intuizioni oggi, Prima il chewing gum, oggi i barumini su Nuragi. Ragazzi, ma questo c'è stato davvero pochi giorni fa? O che intuizioni ho io? O cosa sono diventato oggi? Un veggente? Sono un veggente? Ora la moglie dice, ma piglialo anche se non è nostro, dai. Prendilo. Pattata. Ora torna. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Mi Dica. scusi se ho disturbato, ma No, assolutamente. poi suo la moglie di... Sì, certo. Ecco, suo marito mi ha confermato che voi eravate stati a Barumini siamo stati, a Barumini, no? A vedere questo grande nuraghe, che è il più grande che ci sia. Ecco, allora, no, semplicemente perché io ho trovato questo oggetto e dentro c'è questo numero telefonico. Ecco, che oggetto? Non essendoci poi... No, è questo... Scusi, volevo chiederlo a lei, casomai. Io, per essere sicuro... a me, diciamo, ecco. Apparentemente non non è... mi sembrava di aver perso niente, cioè, Ma è un non lo oggetto... so, io nel mio viaggio in Sardegna una cosa sì l'ho persa sicuramente è l'ombrello, ma non credo abbia trovato il mio ombrello. Lei, non lo lei so. È sarda anche lei? No, lei non è sarda? Mio marito è sardo, no, solo io suo sono marito, laziale. sì, infatti, sì. Vabbè, non niente, questo non c'entra niente. Sì. Io sono toscano, Ecco. Però tutti vanno in quel posto bellissimo perché certo, è veramente splendido. bello, Visto anche veramente lei. si parla dell'antichità. Ora aspetti, sto pensando che cosa posso aver portato, che va bene, noi si era portato, ti ricordi Mario, che cosa avevamo potuto portare? Qualcosa piccola perché io quando sono... Lei l'ha trovato proprio, diciamo, lì, nei pressi del nuraghe? Diciamo proprio nel percorso che viene fatto fare quello, ai con vari la guida. gruppi, no? Con la guida. Poi dopo la guida ti lascia libero, si può andare anche a vedere un po' intorno. No, perché eccetera. ora io sto pensando, siccome poi c'era mia figlia con i figli di questi nostri amici, ecco, che fosse qualcosa di suo, che lei è andata nella parte anche dietro, dove parliamoci chiaro, io volevo dare questo oggetto a lei perché tanto comunque c'è questo numero telefonico, certo, che è il suo, io lo do a lei. Sì. È un oggetto prezioso e quindi io non voglio approfittarmene, anche perché tanto non ho bisogno. Sarà stato di Valentina, vedrai, di mia figlia, sicuramente. Ecco, sì, sarà stato di sua figlia. Sicuramente. È una cosa bellissima. Allora senta, io in qualche modo, tanto stiamo nella stessa città, io posso venire... lei dove è ora? Di qua, sono qui in zona. Io sono fiorentino, però sono in zona in questo momento. Ecco, quindi io, se lei mi permette, tanto vedo l'indirizzo ce l'ho già. Certamente. Posso passare a portarle questo oggetto? Sì, no, l'indirizzo l'ho ritrovato attraverso il numero telefonico. Sì, siamo nel comune Castelnuovo, però siamo a Siena praticamente, certo. Se lei ecco. Sì. No, io posso venire tranquillamente, se lei mi permette, a portarle questo oggetto. Io la ringrazio moltissimo. Ecco. La ringrazio moltissimo. Sarà di sua figlia, senz'altro. Sicuramente. Senz'altro, ma sicuramente, perché signora, poi noi due ci siamo divise, io ricordo, con questa mia amica, e lei ha guardato la zona un po' più, sa come sono i ragazzi, no? Sì, è andata, quindi sicuramente. Ora, e poi lei ha delle cose che io non... Ecco. Certo, allora le posso anche dire... Perché altrimenti non capirei come c'è questo numero, ha capito? Sì, no, il numero c'è, infatti, è per questo. Senta... Sì, ma è un numero che abbiamo anche da poco, quindi non è che... perché abbiamo cambiato casa da poco. Esatto. E da poco che ce l'abbiamo, e quindi non è che ce l'ha tutto il mondo. Poi noi eravamo lì, voglio dire, fosse stato qualcun altro che aveva il mio numero, sarebbe una coincidenza. Sì, certo. Senta, siccome a suo marito non l'ho detto, adesso anche a lei posso dire di che si tratta, di che oggetto si tratta. Sì, certo, così, perché se al limite io dicessi, guardi, direi no, guardi, è sicuramente un oggetto di valore perché dentro a questa scatolina, oltre a questo bigliettino col numero, c'era questo bel pezzettino, no? Di Casio Kobaki.
Cacio coi bachi? Cacio coi bachi, sa tutti i bachi, quel cacio buono, pezzettino. Sì, che io non voglio toglierlo a chi l'ha perso, sicuramente l'ha perso lei, signora, il cacio coi bachi. Ma io... Sicuramente ha perso il cacio coi bachi perché c'era il suo numero, signora. Sa, è buono, ma quelle prelibatezze, sa? Quelle prelibatezze, sa, signora. Ma questo che sta a dire, ecco, è un bel pezzo di cacio coi bachi, signora. Ecco, allora se lo e lei, cara signora, che si voleva approfittare io non mi che non ha perso più come dire, io voglio dire, più onesto si è rivelato suo marito, ma lei, cara signora, lei ha cercato di farmi capire che sua figlia avrebbe perso questo oggetto, eccetera, eccetera. Ebbene, si tratta di un pezzo di cacio coi bachi, va bene, e io glielo porto, e io glielo do, e lei è sua figlia, grazie. Cacio coi bachi è buonissimo, ma cosa volete di più? Ma io non capisco, ma prego da lamentarvi forse, Lei voleva fare passare come perso una cosa che non ha persa, perché dice porta, ma grazie, me lo porto. Va bene, abbiamo apprezzato lo scherzo, la ringrazio. Il cacio coi bachi vi porto, il cacio coi bachi. Ecco, hai capito? Il sardo era onesto, la laziale, nuovo gorilla meno. Au, te porta il cacio coi bachi. Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo che io e il G porto con successo in piazze e locali della Toscana. Se hai un locale o organizzi feste pubbliche o private, chiamami allo 0574 57 17 21. Allora!